pagina dedicata alla sanità. Andiamo allo IOV Schiavonia. È stato presentato il nuovo acceleratore lineare nella Bassa Padovana, un investimento da quasi 3 milioni di euro. Andiamo. Inaugurato allo IOV di Schiavonia il nuovo acceleratore lineare, uno strumento molto preciso che permette radioterapie più accurate, limitando la dose di radiazioni ai tessuti sani. La radioterapia ovviamente all'interno di un istituto oncologico è un punto fondamentale perché garantisce una terapia che molto spesso è integrata anche con altre, ma è fondamentale. Avere apparecchiature all'avanguardia, moderne, è un punto che oggi non è più rinunciabile. E soprattutto per noi avere un'apparecchiatura in più come questa che abbiamo inaugurato ci dà anche la possibilità di aumentare ovviamente il numero di prestazioni. Un investimento di quasi 3 milioni di euro per l'Istituto Oncologico Veneto, che porta a 3 questo tipo di macchinari nella struttura di Schiavonia. Una speranza in più per i malati, ma anche dei percorsi di cura, di presa in carico, di assistenza meno invasivi, più ottimali, che mirano all'efficienza e anche avere quindi minori effetti, ma a colpire, loro dicono in gergo tecnico, a puntare al bersaglio solamente e lasciare integri tutto il resto degli organi, e questo diventa fondamentale, quindi precisione, alta precisione. Un macchinario che grazie alla sua rotazione permette di ridurre sensibilmente le sedute di radioterapia. L'alta precisione di questi apparecchi permette di erogare, permettendo il risparmio di tessuti sani adiacenti al bersaglio, permette di erogare delle grosse dosi per seduta, il cosiddetto ipofrazionamento.